C'è aria di derby al Ferrando di Cornigliano, la Genova Calcio ospita la Sestrese, obiettivi opposti per le due squadre. I padroni di casa, dopo il successo contro il Vado di domenica scorsa, sono a 2 punti dal secondo posto. Gli ospiti devono allontanarsi dalla zona play-out. Il primo spunto lo ha la Genova Calcio, con Romei a testare i riflessi di Rovetta, che risponde bene deviando in angolo al quarto minuto. Il ritmo del match non è alto, più offensivi i padroni di casa ma senza grandi occasioni, sino al 37esimo quando ancora Rovetta è decisivo sul tentativo di Sassari. 3 minuti dal termine del primo tempo, calcio di punizione per la Genova Calcio, potente il tiro di Venturelli che cerca l'angolino basso ma trova la mano del portiere verde stellato. A reti inviolati si passa al secondo tempo che inizia con il vantaggio della Sestrese al quarto minuto. Liguori concretizza una difficile opportunità. Arrivati al quarto d'ora, l'arbitro, il signor Tortora della sezione di Albenga, decide per l'espulsione di Porrata, Sestrese in 10 uomini. Rivediamo poi le immagini delle proteste della Genova Calcio che reclama un calcio di rigore che il direttore di gara non assegna. Alla mezz'ora c'è la Sestrese in avanti con Piroli dalla destra a servire Lipani che divora una ghiottissima occasione. Poi però il numero 11 verde stellato si rifà ma la fortuna gli avversa e il pallone scheggia al palo. Ci riprova allora De Persis ma Dondero fa il miracolo ed evita il raddoppio. A 5 minuti dal termine cerca il pareggio la Genova Calcio ma Rovetta fa il suo dovere e ancora una volta dice no. Continuano a spingere i ragazzi di Podestà e sullo scadere del secondo tempo Traverso spreca il bel cross di Mancini, palla che termina sul fondo e derby che termina 0-1. La Sestrese conquista 3 punti d'oro e vince nonostante l'inferiorità numerica contro una Genova Calcio un po' sottotono.